I fan impazziscono per questa bomba. Il nuovo acquisto del Milan vi farà impazzire per quello che è stato annunciato. Ma prima di parlarvene, voglio che vi piaccia per avere tutte le ultime notizie dal Napoli. Nel corso di Calciomercato The Original, il giornalista Sky ed esperto di trasferimenti Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro di Victor Osimhen. Se non hai ancora lasciato il tuo like, lascialo subito per continuare a ricevere le notizie sul Napoli in prima persona. Nel corso di Calciomercato The Original, il giornalista Sky ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro di Victor Osimhen. È molto simile ai casi precedenti, sempre di attaccanti del Napoli come Cavani e Lavezzi che hanno fatto un patto con De Laurentiis. Io rimango un altro anno, ma la prossima estate, caro presidente, valuterai le opportunità che ci sono. Questo è successo perché Osimhen ha avuto un aumento di stipendio molto alto, fuori dai parametri che De Laurentiis dà ai suoi giocatori. Siamo oltre i 10 milioni di euro. Ma Osimhen ha conosciuto anche il Napoli, perché se non avesse rinnovato negli ultimi giorni, a giugno, con un solo anno di contratto, il Napoli lo avrebbe quasi venduto. E invece andrà sul mercato a caro prezzo, ha una clausola di 150 milioni di euro. Sicuramente c'è una sorta di intesa tra le parti per valutare le offerte che arrivano. Devono essere vicine al valore della clausola. Credo che Osimhen voglia seguire un nuovo percorso l'anno prossimo, ma devono arrivare le condizioni giuste anche per il Napoli. Ora tocca a voi, cosa ne pensate di tutto questo? Ditemelo nei commenti, lasciate un like e iscrivetevi al canale per continuare a ricevere i prossimi aggiornamenti sul Milan. Allora, tifosi del Napoli, secondo voi Osimhen vuole intraprendere una nuova strada, sì o no? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti perché è molto importante per il Napoli. Restate sintonizzati e tornerò ad aggiornarvi a momenti con le ultime notizie dal Napoli.